La testa di un tirannosauro rex. Ho incontrato Gianni qualche giorno fa, siamo visti a Ussana, famosissimo in Sardegna grazie a un'intervista. Perché la gente non definisce il colore, secondo lei? Perché qualche... Ci farà vedere alcuni dei luoghi più belli di Monte Urpinu, giusto? Monte Urpinu ha tanti segreti. Sembra quasi un'architettura moderna, naturalistica. Addirittura quest'albero fa d'arco. Sì, è proprio bello in effetti, proprio figo. Questi viali sono adatti proprio per le persone che amano tantissimo il footing. Ogni mattina e sera si dedicano almeno 1-2 ore di corsa, ginnastica. Sono molti uccelli acquatici e talvolta anche dei gatti, colonie feline che contano a quanto pare 80-100 gatti. È un altro luogo molto interessante del parco dove Certo. c'è questo albero in mezzo alla vasca, bellissimo. Adesso vediamo la bellissima e pur piccola cascata. Si è fermato di botto per farmi vedere una cosa incredibile. La testa di un tirannosauro rex. Vediamo innanzitutto l'occhio. Questo è il naso, il muso e questo si vede anche i denti della bocca. Guarda, qui c'è proprio un dente. Sì, sì. Ah, bellissimo. Un altro posto naturalistico incontaminato è proprio questo. Guarda, Ma anche... ci mancherebbe soltanto di trovare i famosi, detto in sardo, caldurina vezza o muldego, che è chiamata anche Pleurotus. Ah, Ci sì. sono 4 tipi di funghi di carne che sono mangericci. Non è che me ne intendo, io ho paura di mangiarli, però dico la verità, perché potrebbero essere simili a quelli buoni, ma molti sono velenosi. Abbiamo praticamente... I nostri amici in casa non possono sentirlo, ma noi mentre filmiamo e registriamo questo programma sentiamo quel profumo degli alberi, della vegetazione, dei fiori che ci stanno veramente purificando i polmoni. Come ultimo spot bellissimo di Monte Urpinu che mi ha fatto conoscere oggi Gianni, abbiamo da questo punto la città di Cagliari che si vede in lontananza e la sera si vede tutta illuminata, è bellissimo, è proprio bello. Noi vi salutiamo da questo bellissimo posto naturale di Cagliari. Addirittura emozionante, diremmo, no? Io e Gianni faremo qualche collaborazione insieme, adesso ci inventiamo qualcosa e tiriamo fuori qualche altro video insieme. Certo. Seguite Gianni nelle sue pagine Idem su anche Instagram, Nuragic. ci sarà il link sul video, tanto lo conoscete già tutti, chi non lo conosce avrà modo di conoscerlo. Noi vi salutiamo, ci vediamo presto ragazzi. A presto, ciao! No, vado solo io, aspetta. Ti mando il link di questo trepiede se ti può interessare.